Telespettatori di TVM Palermo, buona Pasqua e bentrovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata decisamente speciale, una prima parte dedicata ai playoff e ai play-out del campionato di promozione, mentre invece nella seconda parte parleremo soprattutto di un evento importante, il Peschereccio d'Oro 2025, che si è svolto qualche settimana fa a Mazara del Vallo, e avremo anche modo di vedere qualche face to face, qualche faccia a faccia che abbiamo realizzato nel corso di questi mesi in questa stagione 24-25 di Penalty. Partiamo subito con il campionato di promozione, eccola qua la schermata del girone A. Giorno 13 si è giocata la prima semifinale, quella tra Regina Mundi e Cus Palermo, vittoria per la Regina Mundi 5-1. La finale si giocherà giorno 19 e sarà tra Montelepre e Regina Mundi. Domenica 27 si giocherà invece la partita play-out tra 90-011 Bagheria e Valderice Calcio. Parliamo adesso del girone B, dove il San Fratello Acquedolcese ha acquisito il diritto di partecipare direttamente alla finale play-off che giocherà contro la vincente del girone A. Per quanto riguarda invece i play-out, domenica 27 lo scontro tra Aluntina e Atletico Messina. Passiamo al girone C, dove anche in questa occasione non si sono disputati i play-off, in quanto il Camarat ha acquisito il diritto di partecipare direttamente alla finalissima. Giocherà infatti contro la vincente dei play-off del girone D. Per quanto riguarda i play-out, domenica 27 lo scontro tra Serra di Falco ed RSC Riposto. Nel girone D invece c'è stata la semifinale, eccola qua la schermata, semifinale tra Pro Ragusa e Priolo FC, vittoria per i siracusani 2-0. Saranno proprio loro a scontrarsi contro l'Atletico Megara giorno 19, la vincente giocherà contro il Camarat. Per quanto riguarda i play-out, domenica lo scontro tra Frigentini e Città di Canicattini. Sicuramente abbiamo sentito un po' la posta in palio di una società nuova, di una squadra che comunque non è stata abituata ad affrontare queste partite. L'esperienza alla fine fa tanto, loro già l'anno scorso avevano fatto i playoff, quindi avevano un'esperienza diversa. I ragazzi troppo contratti, ma ci sta, quindi un peccato perché poi alla fine gliel'abbiamo regalato noi, perché anche i due gol che hanno fatto loro sono stati errori nostri, non potevamo andare in vantaggio già prima, non l'abbiamo fatto. Che devo dire? Devo solo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto. Questa sconfitta non cancella sicuramente il percorso che hanno fatto, anzi questa sconfitta ti fa crescere, ti fa capire che comunque devi dare sempre di più e c'è sempre la possibilità comunque di rimetterti in gioco. Ormai è andata così, c'è rammarico, c'è delusione, ma veramente devo dire solo grazie a questi ragazzi che hanno dato veramente tutto. Volevamo regalare a tutti noi, perché ce lo meritavamo per il percorso che abbiamo fatto, alla società per i sacrifici che ha fatto, non ci ha fatto mancare niente, per le persone che sono venute comunque ad incitarci, perché hanno sofferto sicuramente con noi, anzi forse anche più di noi, quindi volevamo regalare a loro questo sogno, perché per noi era un sogno arrivare in finale. Non è stato possibile, pazienza, ancora più forti di prima, andiamo avanti. Innanzitutto devo ringraziare tutto il pubblico delle grandi occasioni. Oggi lo stadio era veramente pieno e mi dispiace non aver potuto raggiungere il risultato della vittoria odierna. Una vittoria che purtroppo non è arrivata e mi dispiace soprattutto un comportamento antisportivo dalla squadra avversaria, perché si possono vincere tutte le partite ma i giocatori non possono parlare con il pubblico, non possono izzare il pubblico, quindi questo è stato un atteggiamento antisportivo. Mi dispiace, mi scuso io per loro e tutti i ragusani che oggi volevano vedere una partita sportiva, ma questo poi alla fine non lo è stato. Un applauso va alla nostra squadra, per tutto quello che ha fatto durante l'anno. Gli errori ci faranno crescere, sicuramente saremo pronti per lavorare per la prossima
alla prossima stagione, un in bocca al lupo a chi comunque vincerà il campionato di promozione. E passiamo adesso al campionato di prima categoria. Sono stati già definiti i play-off e i play-out. Eccola qua la schermata del girone A. Per i play-off si sono già giocati, giorno 13, Palermo Calcio Popolare che perde contro il Città di Cinisi 2-1 ed il Città di Casteldaccia che vince in casa del Camporeale 1-0. La finale sarà giorno 19 e vedrà di fronte Città di Cinisi contro il Città di Casteldaccia. Si è giocata invece la partita per i play-out, Fada Football Club che vince 3-1 contro il Calcio Rangers 1986. Per quanto riguarda il girone B, la semifinale play-off si è giocata a giorno 30. Il Gangi che vince contro la giovanile Colesano 4-1. Nella finale play-off di giorno 6 è lo stesso Gangi che batte la Barese 1-0. Per quanto riguarda invece i play-out, vittoria del Città di Castellana 2-1 contro la Belsitana. Per quanto riguarda il girone C, Orsa batte Mamertina 1-0, Futura batte Comprensorio della Tindare 2-1. La finale si è giocata a giorno 12 e ha visto la vittoria del Futura 2-0 contro l'Orsa. Per quanto riguarda i play-out, vittoria dell'Ipari contro la Nuova Azzurra Fenice 2-0. Nel girone D, giorno 13, si è giocata a Torregrotta 1973 che ha vinto 2-1 contro il Real Rocche Nere. La finale si giocherà giorno 19 e vedrà di fronte Città di Santa Teresa contro il Torregrotta 1973. Per quanto riguarda i play-out, Tau Naxos che batte 4-1 il Città di Calatabbiano. È una gara che vale un'intera stagione. Conclusa la regular season, infatti, è tempo di semifinale playoff per il campionato di prima categoria. Sul sintetico del Pietro Cangemi il Torregrotta affronta il Real Rocche Nere, padroni di casa reduci dalla sconfitta contro il Città di Santa Teresa che ha sancito l'arrivo al terzo posto in classifica. Sul fronte opposto gli ospiti si sono qualificati da quarti dopo il 2-1 nell'ultimo turno contro il Casalvecchio Siculo. Fischierà il signor Davide Lopresti Torregrotta che si schiera con Fodi, Giordano, Matai, Pergolizzi, Ferlazzo, battaglia durante Alessandro Esgro, Morabido, Antonino Esgro e Rotella. Real Rocche Nere, Briguglio, Geraci, Caldore, Costa, Vecchio, Romano, Speranza, Fimognari, Saglimbeni, Mastroieni, Amante. Partiamo col film del primo tempo. Al 18esimo la punizione di Giordano si spegne fuori, al 21esimo risponde il Real Rocche Nere, Mastroieni a sinistra cerca una conclusione complicatissima, colpisce però l'incrocio pieno. 37esimo la sterzata di Vecchio, il cross è delizioso in area di rigore. Romano spacca la difesa del Torregrotta, arriva alle spalle di tutti, fa 0-1, porta avanti il Real Rocche Nere, gran taglio quello del numero 8. Al 41esimo la risposta del Torregrotta è immediata con Isgro che riceve, avanza per vie centrali, colpisce sì, ma il palo finisce allora così il primo tempo. Al Pietro Cangemi il Torregrotta è sotto di una rete, fin qui il Real Rocche Nere avanti grazie al gol di Romano. Possiamo partire col film della ripresa, subito cambi, Rasà e Murò per Alessandro Isgro e Morabido. 48esimo Real Rocche Nere che parte meglio col calcio di punizione di Peppe Amante, Fodi non si fide, la va a smanacciare in calcio d'angolo. 55esimo cambia passo Isgro a destra, punta l'avversario, la sterzata, il cross col mancino, Briguglio senza grossi patemi la fa sua. Al 60esimo esce Durante, entra Maccarrone, minuto 63 il Torregrotta cerca un sussulto, Isgro cerca il pallone dentro, Cucinotta la smorza così verso il portiere, grande lucidità per lo stopper messinese, cambi, tocca a Bonaffini per battaglia. 76esimo Murò per Isgro, scarta un avversario, scarta anche il secondo, anche il terzo, il quarto lo butta giù. Che azione per l'ex Monforte che si guadagna un calcio di punizione. Arriva il tiro da fermo, allora lo batte Giordano, maglia numero 2, il pallone aggira la barriera, Briguglio si getta e dice no. 80esimo ancora il Torregrotta, ancora con una punizione, stavolta Isgro colpisce il palo sulla ribattuta, arriva Maccarrone ma la calcia male sul fondo. 82esimo solo Torregrotta in avanti, Bonaffini mette all'indietro per Ferlazzo, il cross sul secondo palo, Isgro lo sa che è complicato,
complicato, prova a coordinarsi ma la mette fuori. Mancano 5 minuti, calcio d'angolo di Giordano sul secondo palo, sbuca Rosario Rasà, il colpo di testa, il gol pesante, quello del pareggio, quello che può garantire i tempi supplementari al Torregrotta. Quando serve arriva lui e trova la rete. 88esimo, ancora Real Rocchenere che adesso cerca l'offensiva, il rinvio infatti è preda di Romano che colpisce la traversa e sfiora una doppietta clamorosa. 90esimo, c'è spazio per Crucitti al posto di Rotella, si giocherà insieme ai suoi compagni, tempi supplementari, inizia infatti così la prima parte dell'extra time. 100esimo minuto, il neoentrato uscenti duetta con Salimbeni, il numero 10 prova la conclusione a giro che sorvola però l'incrocio, non succede più nulla, finisce il primo tempo supplementare, ancora 15 minuti per Torregrotta e Real Rocchenere. 107esimo, Bonaffini mette il pallone dentro, Rasà prova a pulire il possesso, all'indietro lo scarico per la conclusione di Giordano che fa 2-1, che ribalta la pratica, che fa sognare il Torregrotta, perché adesso sì che la vittoria è a un passo. Minuto 108, espulso Peppe Costa, proteste per lui in occasione del gol torrese. Al 115esimo però non si arrende Real Rocchenere, cross di Romano, testa di Salimbeni, il pallone va fuori di poco. Minuto 120, Isgro apre sulla destra dove c'è Rasà tutto solo, controlla il pallone Rasà, pensa alla conclusione, mette invece sul secondo palo, era tutto fermo per fuori gioco, Murola spara alta. Finisce così al Pietro Cangemi di Torregrotta, un match infinito, questa semifinale playoff che alla fine premia il Torregrotta che batte i tempi supplementari per 2-1. Un ostico, un coraggioso, un meritevole Real Rocchenere. La formazione torrese si giocherà la finale playoff contro il Città di Santa Teresa. Parliamo del girone E, dove la prima semifinale si è svolta giorno 29 e ha visto il Città di Belpasso pareggiare contro il Città di Troina. La seconda semifinale, giorno 6, il Città di Mascali che vince contro la Gila 4-0. La finale si è svolta giorno 13, vittoria per il Città di Mascali 3-1 contro il Città di Belpasso. Giorno 6 si è pure disputata la finale play-out, Stella Nascente che vince 3-1 in casa del Tremestieri Etneo. Ed infine chiudiamo con il girone F, la prima semifinale, giorno 30, il Calat che vince contro la Don Bosco 2000 2-1 ed il Real Belvedere che batte il Motta 4-3. La finale playoff che si è disputata giorno 6 è finita in parità, Real Belvedere Calat 0-0, passa il Real Belvedere per il miglior posizionamento in classifica durante la stagione regolare. Per la finale playout, vittoria del Leo Soccer contro il Melilli 2-0. Guardiamo adesso la schermata che riassume tutti i gironi del campionato di prima categoria. Nel girone A, giorno 19, ci sarà la finalissima Città di Cinisi contro il Città di Casteldaccia. Nel girone B sarà il Gangi a giocare la finale playoff. Nel girone C sarà la squadra messinese del Futura. Nel girone D, giorno 19, la finalissima tra Città di Santa Teresa e Torregrotta 1973. Girone E va in finale il Città di Mascali, mentre nel girone F la squadra finalista sarà il Real Belvedere. Abbiamo anche la schermata delle partite che si giocheranno giorno 27, Città di Mascali che giocherà contro il Real Belvedere, Futura che giocherà contro la vincente del girone D, mentre la vincente del girone A giocherà con il Gangi. E adesso voltiamo pagina, parliamo del grande evento Peschereccio d'Oro 2025 che ha visto di scena a Mazara del Vallo tanti personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Diciassettesima edizione del Peschereccio d'Oro, ancora una volta Mazara del Vallo protagonista per un evento nazionale di grande rilevanza. Presenti tantissimi personaggi del mondo dello sport, del giornalismo e della letteratura.
un'eccellenza che lancia la città di Mazara del Vallo sempre a livello nazionale e internazionale. È quello che ci prefessiamo noi come gruppo Campisi, perché Mazara del Vallo ha bisogno anche di un'immagine non localistica, ma che apre le porte al turismo attraverso questi eventi culturali, attraverso la presenza di prestigiosi nomi del mondo della cultura, del giornalismo, della televisione e anche dell'antimafia, come in questa circostanza. Ed è il nostro obiettivo mettere come in cima la nostra città, e lo abbiamo sempre dimostrato e fatto, e noi vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Agrigento, capitale della cultura, che viene a ritirare il premio, l'amministrazione comunale di Gibellina, che viene a ritirare il premio come capitale dell'arte contemporanea, e l'amministrazione comunale di Bivona per l'eccellenza nel mondo, perché sappiamo le pesche sono buonissime di Bivona. Saranno premiate questi 3 comuni insieme a tanti altri personaggi. Ringraziamo anche la Camera dei Deputati, la Presidenza della Camera, che ci onora anche quest'anno del premio di rappresentanza antimafia, che sarà assegnato a Don Pino Puglisi. Portare avanti il gruppo è ancora una cosa molto importante, perché ci teniamo ai valori umani, ai valori professionali, per cui già abbiamo iniziato, senza avere uno sponsor, come potete vedere in tutti i manifesti, la seconda edizione del Gran Galà del Gambero Rosso, dove ci aspettano altre città italiane ed estere. Pensate che qua, per quanto riguarda questo premio, si sono spostate persone degli Stati Uniti, che voi stasera di Chicago, direttamente imprenditori internazionali, TV internazionali, sono collegate più di 250 televisioni, per cui cerchiamo lo slogan che noi abbiamo coniato come gruppo Campise: visita Mazara del Vallo, città di arte, cultura e Gambero Rosso. Noi siamo onorati di avere queste persone che ci cullano, portare la nostra città dove merita, e noi ce la faremo tutti, perché la città è di noi cittadini, non di altre persone. Noi palloni gonfiati non ne vogliamo. La 17ª edizione delle Peschereccio d'Oro per me è un'emozione, è un onore farne parte, perché sono nata a Mazara del Vallo e quindi tornare in questa città per me è sempre speciale. In più quest'anno l'edizione si è arricchita perché c'è lo sport protagonista, e quindi, occupandomi da tanti anni soprattutto di comunicazione sportiva, essendo una giornalista sportiva, avere un campione del mondo come Alberto Gilardino, un arbitro che ha arbitrato una finale mondiale come Nicola Rizzoli, e chi i mondiali era raccontati come Marco Lollobrigida, ovvero il vice direttore di Rai Sport, per me è davvero un orgoglio aver portato delle eccellenze a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo merita chiaramente palcoscenici di questa portata, e chi lo sa ancora più importanti nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Siamo qui per questo, e per me davvero è un grandissimo onore farne parte. Siamo con Marco Lollobrigida. È importante stare in Sicilia, soprattutto perché questa è una terra meravigliosa e i personaggi importanti che ci vengono a trovare sono sempre ben accetti. Ricevere un premio di questo genere penso che ti lusinga notevolmente. Ci rende importanti,
ricevere un premio di questo genere, perché lo dicevo anche poco fa, chiacchierando insomma amabilmente, questa è una terra splendida, una terra che a me colpisce sempre molto per la sua varietà, per la sua storia, per quello che rappresenta per l'Italia, e questo posto, Mazzara del Vallo, particolarmente mi affascina, perché è un incontro di culture e qui si sente, si respira proprio, no? Questa vita variegata, quindi è veramente un piacere enorme, è una cosa che mi commuove e mi emoziona. Parliamo di sport perché penso che sia necessario parlarne. Dopo la parentesi di una nazionale che forse probabilmente va rivista, qual è il tuo pensiero di questo prossimo percorso della squadra di Spalletti? Che lui è il cardine, Luciano Spalletti. Io credo che questa sia una squadra che non ha dei contenuti tecnici mostruosi, notevoli, ed è importante passare per il gioco. Lui sicuramente sta ricostruendo una squadra, ci sono dei giovani interessanti, è importante andare al mondiale perché si riparte con il grande evento e con un gruppo. Io credo che il vero contenuto, il vero valore aggiunto dell'Italia ora è Luciano Spalletti. Da Pirlo al porto, Girardino, 1-0. Dobbiamo sfruttarli, prima abbiamo sbagliato, ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco. Battuta perfettamente questa punizione da parte di Pirlo e Girardino, nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni, bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe. Tutti così li ha presi. Ma in questo mondiale io sto vedendo molte squadre disorganizzate, guarda, non marca nessuno Girardino, solo. È il grande credo di Lippi, non possono essere organizzate le nazionali in difesa, gioco con due attaccanti forti. Sì, ma questa è su una punizione del genere, se tu non marchi Girardino, chi vuoi marcare? Devo dirti una cosa fondamentale. Io ricordo la tua sviolinata dopo il gol ai mondiali del 2006, una sviolinata che è diventata storia anche della televisione, perché ogni volta che parliamo anche di quel mondiale ricordiamo i gol, ma soprattutto anche quello tuo importante contro gli Stati Uniti. Una nazionale che certamente in quest'ultimo periodo forse qualche piccola difficoltà la sta incontrando. Per quanto riguarda il mio gol ai mondiali sono sempre dei bellissimi ricordi, e ricordare sono cose positive, sono emozioni che uno si porta dentro per tutta la carriera, per tutta la vita. Adesso ho cambiato il ruolo, sono allenatore, quindi mantengo sempre quei bellissimi ricordi, ma ho cercato di accantonarli per inseguire questo nuovo sogno, che è fare l'allenatore ad alto livello. E sono tornato in questa splendida terra, la Sicilia, sono venuto per la prima volta in questa splendida città come Mazzara del Vallo, e sono felice di essere qui. Ringrazio la famiglia Campisi e tutti gli organizzatori di questo evento, di questa bellissima serata per il premio. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, bisogna secondo me essere e rimanere molto ma molto sereni, perché c'è un CT che ha le idee molto chiare, c'è un CT che ha un'esperienza tale per poter fare grandissime cose. Conosco il mister, so che persona è, ma oltre che sotto l'aspetto tecnico e tattico, soprattutto l'uomo, e quindi quello è indispensabile, avere un CT di questo livello al comando della nostra nazionale. 17ª edizione del Peschereccio d'Oro, un premio dove ancora una volta viene valorizzata la figura di sportivi e tanti altri personaggi che chiaramente fanno parte del mondo dello sport in genere. Essere presente oggi qui vuol dire anche che lo sport ancora una volta aggrega e dà sempre possibilità a tutti di emergere.
Assolutamente, sì, stamattina c'è stato un bellissimo incontro con le scuole di Mazara e ho avuto l'opportunità insieme alle persone che verranno premiate stasera in questa serata tra scrittori, giornalisti di cronaca, Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, quindi di poter ascoltare anche, non solo di parlare. È stata una splendida mattinata e assolutamente lo sport è aggregazione e crescita personale, crescita di gruppo, perché quando si parla di squadra e soprattutto è un messaggio per i giovani ragazzi che si approcciano allo sport di poter inseguire sempre i loro sogni, qualsiasi cosa facciano e qualsiasi sport facciano. Ex arbitro internazionale, sempre nel mondo del calcio, perché chi ha il virus difficilmente lo riesce a debellare. Essere presente oggi qui in un contesto dove lo sport è in prima linea credo che sia una bella soddisfazione. È una grandissima soddisfazione, è un premio molto bello, ben organizzato, con tantissime persone di livello, perché non solo sportivi come Gilardino e altri, ma anche giornalisti e scrittori di altissimo livello, quindi sicuramente complimenti agli organizzatori prima di tutto, e fa molto piacere essere qua a Mazara. Ecco, Mazara del Vallo, che sembrerebbe lontanissimo da tanti circuiti, poi alla fine riesce a tirare fuori un premio anche di caratura nazionale di una certa rilevanza. Non dobbiamo assolutamente neanche meravigliarci a questo punto, ripeto, per le persone e i nomi che ci sono. Mazara è una città conosciuta nel mondo, non solo in Italia, ovviamente per diversi motivi, in particolare per il gambero rosso, che è una grandissima tradizione, una cosa di cui io, amandolo in maniera particolare, sono molto contento di poter essere qua e vedere dove viene pescato. Sicuramente, ripeto, è un premio che a livello nazionale è importante, lo dimostrano i nomi, ma Mazara è conosciuta a livello mondiale. Sono curioso di conoscere Mazara, perché è la prima volta che vengo, ho amici qua, ma anche sono curioso di vedere dove nasce questo gambero, questo famoso gambero rosso. Il mondo arbitrale sappiamo benissimo che spesso e volentieri in quest'ultimo periodo è anche un po' bistrattato, VAR sì, VAR no, è fuori gioco, non è fuori gioco, era un fallo, non era un fallo, però poi alla fine anche loro fanno parte di questo magico circo del pallone. Beh, certamente, gli arbitri sono sempre stati un pochettino nell'occhio del ciclone, soprattutto quando le decisioni non sono le più facili o ci sono degli errori. Fa parte dell'essere umano, cioè uno si impegna, cerca di fare del proprio meglio, di prendere decisioni più corrette. Evidentemente c'è anche la possibilità di sbagliare, quindi quando sbagliamo entriamo. Questo è normale, ma è così in tutto il mondo, posso garantirlo, girando in tutto il mondo. Adesso sono in America, è così ovunque, quindi non c'è da sorprendersi. In Italia c'è una grandissima cultura del calcio, grandissima passione, e di conseguenza questo può creare polemiche quando ci sono delle decisioni non sempre corrette. Questo premio mi ha permesso di conoscere uno dei pochi angoli di Sicilia che ancora non conoscevo, ovviamente bellissimo, quindi sono veramente felice e onorata di essere qui anche con gli altri premiati, insomma, che mi hanno permesso di conoscere un mondo per me sconosciuto, no? quello dello sport. Essere la nipote di Camilleri in realtà è stato bellissimo, perché era un nonno speciale, una persona moderna, al passo con i tempi, con cui veramente io mi sono potuta confrontare sui temi più disparati, quindi è stato per me un grandissimo arricchimento. E quello che io scrivo è molto diverso da quello che scriveva mio nonno, quindi diciamo cerco di trovare una strada che
non prova neanche ad aspirare poi a quello che era lui, anche diciamo tratto temi anche molto diversi, però sono felice di avere questo in comune con mio nonno, a cui ero veramente molto molto legata. La trilogia degli ortaggi, quindi dopo quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni, quel fazzoletto color melanzana, ora mi sto dedicando alla scrittura degli asparagi. Sono romanzi indipendenti l'uno dall'altro, però hanno un tema in comune che è quello familiare, famiglie con anche segreti particolari che ovviamente vengono alla fine alla luce. Questa sera vorrei parlarvi di Vanna Marchi. Vanna Marchi la vedete alle mie spalle in queste immagini esclusive e vorrei capire insieme a voi, spiegare a voi perché non è indagata nella vicenda della gintoneria. Il giornalismo rampante, quello che va dritto al cuore anche soprattutto quando si hanno argomenti. Io di solito amo andare dove ci sono i casi di cronaca per conoscere il territorio, ma non mi è mai capitato di venire qui a Mazara per il caso che purtroppo da anni ha sconvolto l'Italia, che è quello di Denise, pur avendone parlato per molti anni. Però la Sicilia la conosco molto, la zona di Catania, la zona di Palermo, e quindi è una terra che in qualche modo mi appartiene, pur essendo mia mamma del sud, perché poi lei è calabrese, quindi la distanza è poca, siamo praticamente cugini. Io trovo che per la cronaca, ti devo dire la verità, al di là di alcune tematiche che riguardano forse questa regione, forse altre regioni del sud, ma indiscutibilmente anche la Lombardia, che è diventata terra in cui la malavita la fa da padrone in qualche modo, devo dirti che i gialli più inquietanti sono gialli lombardi, non sono gialli siciliani. Ci sono storie incredibili che sono accadute nella mia regione e che hanno lasciato a bocca aperta. La Sicilia forse, sai che per certi versi mi viene da dire la provincia siciliana, per certi versi è forse più tranquilla? Lusing ci fa piacere. Per chiudere, è una televisione che si sta evolvendo, no? Adesso la rete probabilmente ha soppiantato anche la tempistica, spesso e volentieri la rete ti propone ancora prima della televisione quelle che sono le notizie, spesso e volentieri sono anche delle fake, ma questo può succedere. Quindi è una televisione, e tu la fai da tanto tempo, che sta cambiando? Sì, sta cambiando perché la televisione sta diventando forse molto più tematica, mentre negli anni scorsi era molto generalista anche nelle TV nazionali. Oggi la tematicità è quella che premia, lo si vede sia per quanto riguarda alcuni programmi di intrattenimento che sono comunque tematici di un determinato settore, ma anche per la cronaca. Il programma serio di cronaca ha ascolti e fa successo in una televisione che perde ascolti. Invece ci sono programmi di punta come Quarto Grado e come altre trasmissioni che hanno uno zoccolo duro di telespettatori, anche se tutto il resto del palinsesto è magari in perdita di ascolti. È vero, il web aiuta a volte e a volte mette i bastoni tra le ruote, però è anche vero che tante volte senza la televisione il web non ha materiale, perché il materiale che arriva dal web tante volte, come dicevi tu, non è che è tutto fake, però è non sempre di grande valore. Invece quello che arriva dalla televisione poi viene molto ripreso dai social e viene molto discusso e ha una certa autorevolezza che non sempre il web ha. Siamo con Stefano Castiglia, presidente nazionale del futsal, che in questo ultimo periodo insomma sta facendo numeri, grande organizzazione, sarà presente finalmente ai mondiali, quindi una grande soddisfazione anche per te che dirigi questo grande movimento in continua crescita. Sì, un grandissimo movimento, tantissimo entusiasmo, veniamo dallo scorso weekend con più di 5.000 presenti a Iesi per la nostra Coppa Italia, oggi è iniziata la nostra Coppa Italia femminile in Puglia, è un momento tanto propositivo, di come dire spumeggiante, come mi piace dire, e ce lo stiamo godendo. La doppia soddisfazione anche di rappresentare un grande movimento in crescita in un contesto che è il premio del Peschereccio d'Oro, a dimostrazione che ancora una volta i premi nazionali che parlano di sport fanno bene allo sport. Ma sì, notiamo sempre di più un interesse verso questi premi importanti, verso le attività sportive, che non ci dimentichiamo che fare sport vuol dire vita, vuol dire salute. E doppiamente felice e orgoglioso da siciliano, come dire, di aver ricevuto l'invito e di aver conseguito questo premio, proprio per parlare sempre più della nostra amata terra.
Fabio Capuana, presente nella 17ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Ancora una volta una bella soddisfazione per te che sei un nuovo dirigente che avanza in un contesto di uno sport che spesso e volentieri è un po' bistrattato, ma quando c'è la passione c'è sicuramente tanto. Assolutamente sì, sono felicissimo di essere qui a Mazara insieme agli amici Piero e Natale Campisi. Mi hanno dato questo grande onore, questo grande piacere, insieme a persone, a personaggi più che altro di grandissimo spessore. Sì, il nostro è un mondo molto bistrattato, ma il lavoro alla fine paga sempre, e sono convinto che anche in Sicilia arriveranno le giuste opportunità per quello che è il nostro mondo. Ringrazio ancora il gruppo Campisi per questa grande soddisfazione, per questa grande giornata, e godiamocela tutta. È un piacere vederti qui con noi oggi, non poteva essere altrimenti. Grazie. Noi cerchiamo di portare avanti il nome della nostra Mazara, della nostra provincia e della nostra Sicilia nel mondo. Fare vedere che anche noi diamo il nostro contributo privato, non istituzionale. Noi istituzionale abbiamo solo la Camera dei Deputati, che ha decretato ancora una volta e ha assegnato la medaglia antimafia d'argento alla memoria di Don Puglisi. L'anno scorso l'abbiamo dato alla famiglia Borsellino, l'anno primo Impastato, e quindi abbiamo unito le forze tra l'associazione di Impastato e l'altra associazione, e anche quest'anno abbiamo assegnato il premio antimafia. Questo vogliamo dare un segnale netto, deciso, per dire che la nostra provincia non è quello che pensano gli altri, ma bensì possiamo esportare turismo, enogastronomia, che sono le nostre carte vincenti in tutto il mondo. Le telecamere di penalty presenti al grande evento Peschereccio d'Oro di Scena a Mazara del Vallo. Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra puntata odierna con i nostri face to face. Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, il faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Andiamo subito con una scheda di presentazione per quanto riguarda l'ospite di questa puntata. Crede nel gruppo, crede nei progetti, crede ancora anche ai sogni.
uomo vincente nello sport e nella vita. Con noi abbiamo Gaetano Conte, presidente dell'Athletic Club Palermo. Ciao Gaetano, ben trovato. Buonasera direttore, grazie. Allora, attenzione, 7 domande per 7 risposte, cercando di scoprire anche gli altri lati del presidente Conte. La prima: potevi immaginare che un giorno ti potesse capitare di guidare una squadra palermitana anche e soprattutto in Serie D? L'ho sognato 8 anni fa quando ho preso la presidenza di questa società e dalla terza categoria con un gruppo di amici abbiamo fatto questa cavalcata. Ovviamente sto realizzando soltanto adesso che abbiamo fatto un'impresa veramente importante. Dopo 21 anni, oltre il Palermo Calcio, una squadra palermitana va in Serie D. Però ti dico che è stato frutto di un progetto comunque lungo, un progetto ambizioso, dove sono state buttate le basi già qualche anno fa. Quindi ti ripeto, la parola giusta è sognare. Quello che ho fatto è che grazie all'aiuto di tutti i miei soci e i miei amici siamo riusciti a realizzarlo. Senti, ma quali sono stati poi alla fine i veri fattori che hanno fatto sì che questo progetto potesse veramente diventare realtà? Uno dei sicuramente pilastri è la passione per questo sport, perché noi tutti siamo amanti di calcio, siamo tutti tifosi del Palermo, siamo tutti cresciuti con il Palermo e abbiamo deciso di mettere i nostri valori a disposizione di questa società, perché crediamo nei valori sani dello sport. Siamo appunto, come ti dicevo, amanti di questo sport, di questo gioco, e abbiamo deciso di coinvolgerci sempre di più dando anima e corpo, quindi impegnandoci con la presenza, con i nostri contatti, con la nostra voglia. Chiaramente dal punto di vista economico è stato questo quello che ci ha dato la possibilità di strutturarci, perché una società che vuole crescere è una società che deve essere strutturata e deve avere basi solide. Assolutamente. Quindi sei molto fiero da palermitano di aver raggiunto questo obiettivo che poi non è più un sogno. Sì, io sono tanto fiero, sono un tifoso, come ti dicevo, sfegatato del Palermo, il motivo per cui quando sono diventato presidente poi ho cambiato i colori sociali della mia squadra avvicinandoli a quelli del Palermo. Alcuni questa scelta non la riescono a comprendere perché mi chiedono di avere un'identità. La mia identità è questa: io non conosco altri colori calcistici al di fuori del nero e del rosa e del bianco, che l'abbiamo inserito perché ci sta anche. Io sono fiero di essere il presidente di questa società, di avere dei soci accanto che veramente sono ormai diventati dei pilastri per me nella mia vita, e spero di poter dare a tutti i giovani palermitani, e non solo palermitani, perché voglio anche allargare a tutta la Sicilia, a tutti i giovani talenti siciliani, la possibilità di emergere, cosa che non è semplice al giorno d'oggi, però noi ci crediamo. Parliamo adesso di Gaetano privato. Quali sono le persone a cui tu devi dire effettivamente grazie? Mia moglie. Innanzitutto lei, che mi permette giornalmente di dedicare tempo a questa mia passione. Ovviamente anche le mie figlie, anche se una è molto piccola, sono le prime tifose. La mia squadra, i miei genitori, la mia famiglia comunque mi ha spinto. E poi, ripeto, i soci che attualmente posso anche considerarli famiglia, perché noi abbiamo istituito un rapporto serio, un rapporto sincero, un rapporto anche di vicinanza. Noi usciamo con le famiglie, quindi abbiamo creato questo, abbiamo creato un gruppo. Una seconda famiglia a tutti gli effetti, quindi oltre quella della sfera classica c'è anche questa della sfera sportiva. Esattamente, infatti colgo l'occasione anche perché le voglio ringraziare le famiglie di tutti noi che hanno sofferto con voi, ci hanno sopportato veramente, perché insomma tutti i nostri fallimenti passati chiaramente sono stati supportati dalle nostre famiglie e ci hanno spinto a migliorarci, ci hanno dato questa possibilità di poter essere presenti, perché abbiamo chiaramente tolto il tempo alle famiglie, però le persone che stanno dietro a questa società sono queste. Ti faccio una domanda un po' particolare, sei un tipo scaramantico oppure no? Scaramantico, parecchio. E quali sono le cose che ti portano a essere scaramantico? No, vabbè, guarda, sui posti, quando ci sediamo a guardare la partita in tribuna, dobbiamo rispettare i posti, numero. Se c'è il gol non ci dobbiamo muovere, se qualcosa non va meglio cambiare posizione. Quindi ci credi poi alla fine? Dai, ovviamente è uno scherzo, dico, lo pigliamo con leggerezza, ci pigliamo con leggerezza. Ovviamente sono un po', se devo dirti la verità, sono un po' più scaramantico, però in realtà sappiamo tutti che la scaramanzia Ma anche qualcun altro
altro elemento della tua società è scaramantico, oppure tu sei il leader della scaramanzia in questo gruppo? Sicuramente sono il più scaramantico, ripeto, ma anche perché viene fuori da un concetto di ansia prepartita, no? Chi mi conosce sa che io le partite le vivo intensamente. Io durante Quindi ti la aggrappa partita, anche pure a questo. ma durante la partita tutti mi conoscono, dalla terza categoria in poi tutti sapevano che durante le partite e le prepartita io non dovesse contattato perché ho bisogno del mio tempo, dei miei spazi, dei miei cicli respiratori. Nel solito cassetto dei ricordi dobbiamo tirare fuori un oggetto oppure un'emozione. Tu cosa tiri fuori? Che devo tirare? Più un oggetto o più un'emozione? No, l'emozione sicuramente. E quale quella che più porti accanto ai tuoi ricordi più belli? L'emozione fresca della vittoria è fortissima, però... Potrebbe, ma secondo me c'è qualcos'altro. No, io in questi giorni di festa, chiaramente parlando, ovviamente sono venuti alla memoria tutti i momenti passati in questa società, e ti posso dire che il primo anno in cui mi sono avvicinato a questa società, quando ero un semplice dirigente, la società retrocede, la squadra retrocede alla seconda, alla terza sul campo, e io quell'emozione l'ho preso, ho detto no, e io è da qua che ricomincio, e quindi diciamo che è stata quella la spinta che mi ha portato. Quindi da un'emozione negativa è partita poi tutta un'emozione che ancora forse non è neanche terminata. Esattamente. Bella questa storia. Come dice un mio amico, se mi chiedono perché ho iniziato a fare questo percorso è perché mi hanno detto che non lo sapevo fare o non lo potevo fare. Smentendo tutti. E allora là, da quella retrocessione, ho detto no, ora ci impegniamo e ci prendiamo quello che ci spetta. Bene, chiudiamo con un'ultima domanda. Una vittoria attira tantissime cattiverie, tantissime invidie. Hai dovuto affrontare anche questo nodo un po' particolare nella tua vita sportiva? Sicuramente sai che chi vince fa antipatia, diciamocelo, però alla fine no, questo non ci ha toccato completamente. Noi abbiamo fatto quest'ultimo campionato, credo, in una maniera esemplare. Tutta la mia società non si è mai permessa a fare nessun tipo di ragionamento particolare, abbiamo ricevuto insulti e quant'altro, ma ci stanno, è il calcio, siamo andati avanti tranquillamente. Contro tutto e contro tutti. Sì, abbiamo rispettato i nostri avversari, abbiamo fatto i complimenti ai nostri avversari, quest'anno è stato un campionato tiratissimo, con un Gela che ci ha dato filo alla torcia fino all'ultimo, facciamo soltanto i complimenti a loro perché veramente hanno reso questo campionato interessante. Gaetano, grazie perché ti sei raccontato, penso, in maniera molto semplice e chiara. Ti sei rivisto in qualche domanda, in qualche risposta? Sì, no, tutte quelle di questo nostro dialogo sono state... Gaetano Conte è questo. Esattamente, per chi mi conosce sa perfettamente. Allora io ti auguro tanta fortuna per il proseguo anche della tua attività sportiva e anche nella tua vita. Grazie direttore, grazie. Chiudiamo qui la nostra puntata odierna del Face to Face. Grazie per essere stati con noi. Come al solito, appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro nuovo Face to Face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo del calcio dilettantistico siciliano. Andiamo subito a presentare il nostro ospite con una scheda introduttiva. Da calciatore vincente ad allenatore vincente, esempio puro di correttezza dentro e fuori dal campo. Con noi Fabio Comandatore. Ciao Fabio, ben trovato. Grazie a te. Il tuo sorriso mi fa pensare che ti è piaciuta questa scheda di presentazione. Sì, dei complimenti. Ti si rivedi? Sì, dei bei complimenti ricevuti da parte tua che mi fanno tanto piacere e apprezzo tantissimo. Allora, caro Fabio, 7 domande per 7 risposte, vediamo se sarai pronto, perché non parleremo solo di calcio, perché insomma Face to Face serve proprio per cercare di scoprire gli altri lati dei personaggi che vengono a trovarci. Prima domanda, da allenatore e da papà,
I fatti, insomma, incresciosi successi nella partita Under 17, cosa ti fa pensare? Diciamo che io mi metto nei panni soprattutto di papà, che manda i propri figli a giocare a calcio in un ambiente sano, in un ambiente dove so che mio figlio deve essere cullato, coccolato, dove i valori dello sport vengono prima del formare dei calciatori. Secondo me, da genitore, credo che sia una grande sconfitta da parte di tutto il sistema, perché vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando e c'è qualcosa che a livello umano, mi metto anche in primis io come istruttore, sì, o come allenatore, non riusciamo a trasmettere ai giovani di oggi. Quindi parte da là la prima forma di educazione che bisogna dare al giocatore, all'atleta, che prima è giustamente un ragazzo e poi dopo giustamente anche uno sportivo. Io credo che le grandi colpe ce le dobbiamo assumere anche noi istruttori o allenatori, perché vuol dire che se un ragazzo reagisce portando ad una rissa e creando dei problemi importanti, credo che le prime sconfitte non sono dei ragazzi, ma la sconfitta reale è dell'istruttore, della società, di tutti coloro che sono attorno al contesto squadra. Penso che, ripeto, da genitore, vedendo delle immagini... Ti senti sconfitto? Mi sento sconfitto, sì. Mi allaccio subito anche alla seconda domanda e ti chiedo: quanto un allenatore può incidere nel mondo del calcio giovanile? Diciamo che nel mondo del calcio giovanile l'allenatore incide tantissimo nei confronti dei giovani. Credo che l'allenatore è un punto di riferimento nei confronti dei ragazzi. Soprattutto nella parte adolescenziale. Sì, nella parte adolescenziale, dove che secondo me è il periodo un po' più difficile. Dove bisogna intervenire proprio in maniera netta attraverso anche dei rapporti che vanno oltre il calcio, anche a livello umano con i giovani. Credo che l'allenatore incide tantissimo. Dalla mia esperienza, io vengo dalle scuole calcio, dal settore giovanile. Io penso che prima di tutto nei confronti dei ragazzi bisogna essere degli amici e non illuderli che il calcio per forza porti a diventare calciatori. Però è anche vero che bisogna sempre stabilire dei paletti dove tu hai il ruolo da allenatore e loro il ruolo di giocatori. Certo, questo è importante, soprattutto anche a livello comunicativo. Devi trasmettere ai ragazzi, fargli capire che io sono un tuo amico, ma allo stesso tempo io sono il tuo allenatore. Certo. Nel calcio giovanile credo che sia importante, alcune volte i ragazzi non si confidano con i genitori, ma si confidano più con il mister, con l'istruttore nei vari problemi che hanno, o a scuola o fuori dal campo o anche dentro il campo con qualche compagno di squadra. Io penso che noi istruttori, noi mister abbiamo grandi responsabilità nel percorso di crescita di un ragazzino. Cambio discorso e ti faccio un'altra domanda. L'amarezza di una sconfitta, tu come la gestisci? Di impulso oppure in maniera riflessiva? Ma quest'anno è capitato 2 volte di perdere. Io rifletto tantissimo, sono uno che pensa tanto e cerca sempre di risolvere. Quindi non ti viene l'impulso di amareggiarti troppo? No, cerco sempre di trovare le soluzioni e il perché delle sconfitte, perché alla fine una sconfitta ti porta a trovare le soluzioni, ti porta a vedere dove possibilmente hai sbagliato, tra virgolette, si è fatto delle scelte giuste e delle scelte sbagliate, perché quando c'è una sconfitta naturalmente il primo responsabile è l'allenatore. Però credo che la sconfitta proviene magari attraverso una gestione della squadra sbagliata, un momento di magari di flessione, un momento in cui la squadra non ti sta seguendo. Dunque credo che lì sono degli spunti dove tu come allenatore devi cogliere subito al volo senza farti prendere dalla disperazione, ma trovare sempre il lato positivo. Quindi la riflessione è fondamentale dopo una sconfitta, mai agire d'impulso. Secondo me sì. Assolutamente. Senti, ma Fabio, quanto ti è rimasto nel tuo bagagliaio tecnico essere stato un giocatore professionista? Ma io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare l'esordio in Serie C, che ero giovanissimo, avevo quasi 16 anni.
E da lì in poi ho fatto una discreta carriera da calciatore professionista, semiprofessionista, ho smesso a 30 anni di giocare. Relativamente giovane. Dopo la quarta volta che mi sono rotto il crociato, Giustamente. ho detto basta, però devo dire che è stato il calcio professionistico, mi ha insegnato tantissimo e soprattutto ho incontrato, credo nel percorso della mia carriera, ho incontrato dei veri professionisti e delle persone che a livello umano soprattutto mi hanno trasmesso la cultura del lavoro e la cultura che nessuno ti regala niente. Insomma, ti è rimasto tanto, sì, che tantissimo. adesso metti in pratica anche nella tua attività da allenatore, no? Sì, infatti quest'anno con i ragazzi, quando noi è capitato spesso di vincere, i ragazzi mi dicevano sempre: mister, ma tu a fine partita non sorridi mai? E io ho detto: guarda, io voglio sorridere a fine anno. Giusto. Senti, esistono ancora delle bandiere oppure è soltanto una nostra fantasia, è soltanto una nostra voglia di avere ancora tanta nostalgia? Allora, ormai a livello ormai Serie A è difficile trovare delle bandiere, quasi impossibile. E invece, come ho notato spesso via social, nelle categorie inferiori, promozione, eccellenza, È stata Serie D, rivalutata questa figura della ho visto che bandiera. sono delle bandiere importanti e credo che siano delle figure veramente di spessore anche a livello di squadra, gruppo squadra, gruppo società, di spogliatoio. Certo. Credo che sono delle figure che ti possono dare una grandissima mano d'aiuto. Beh, diciamolo pure, le bandiere super professionistiche hanno anche altri interessi probabilmente, quindi l'idea di cambiare squadra è più facile. Sì, infatti è molto più facile perché lì subentrano anche degli interessi che sono del livello economico. Assolutamente. Allora, nello scaffale della tua vita sportiva, cos'è che metti davanti a tutto? Nella mia vita sportiva quello che metto davanti a tutto è la dignità. Che i miei giocatori o i miei ex compagni di squadra si devono ricordare di me come una persona per bene. Quello lo metto al primo posto. Poi per il resto viene il calciatore. Ma ripeto, come vita sportiva io spero che i ragazzi con cui sono stato, i miei ex compagni di squadra, si ricordano di te come una persona per che bene. ha una dignità e un valore umano importante. Sì. Voglio chiudere questo face to face con una domanda diretta. Fabio, fuori dal campo, tu come ti dipingi? Allora, fuori dal campo... Fuori dal campo, perché dentro il campo lo possiamo immaginare. Fuori dal campo mi dipingo una persona disponibile, pronta ad aiutare gli altri. Sembrano delle frasi scontate, ma in realtà sono così. Beh, hai dei valori sicuramente, no? La famiglia. Sì, la famiglia, fuori dal campo amici. ho la famiglia, gli amici. Al primo posto metto naturalmente la famiglia che mi ha seguito tantissimo, mia moglie che mi sopporta, la mia bambina nata da poco, da quasi 8 mesi. I miei calciatori dicono sempre: mister, tu dentro il campo sei una persona, fuori dal campo sei un'altra persona. Quindi della serie Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? In campo grinta e tanta arrabbiatura magari, poi dopo serenità totale. Io in campo con i ragazzi do bastone e carota, però se io ho da uscire con i miei calciatori, se qualche calciatore mi invita a cena, io sono sempre disponibile perché, ripeto, il calcio finisce, i rapporti umani restano sempre, chiaramente. Fabio, grazie per averti raccontato, credo grazie che insomma ti sia raccontato in maniera libera, non è nessuna costrizione e ti sei raccontato anche in una maniera molto umana. Spesso e volentieri l'allenatore non viene dipinto come un personaggio umano, ma molto invece schematico. Sì, sia la figura dell'allenatore come quella persona che è quasi inquadrata, un generale, ma io credo che i tempi sono cambiati. Sono cambiati decisamente. I tempi sono cambiati e i rapporti umani con le nuove generazioni non possono essere gli stessi che avevo io con i miei ex mister. Assolutamente. In bocca al lupo per tutto, Fabio. Crepi. Bene, allora abbiamo concluso il nostro face to face. A questo punto appuntamento al prossimo. Con i nostri face to face abbiamo chiuso la puntata odierna del giovedì di Penalty. Grazie per averci scelto, ci vedremo chiaramente giovedì prossimo puntuali a partire dalle 20:30 sul canale 19 di TVM Palermo. A tutti la buona Pasqua.